Fra i grandi profeti della Bibbia, Geremia ha senz'altro un ruolo fondamentale. Il libro di Geremia è stato raccolto nella tradizione biblica come uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento e la sua persona ha una valenza profetica importante. Geremia ha vissuto nella propria carne una esperienza forte di incontro con il Signore, di testimonianza della sua parola, di scontro con la società del suo tempo, sperimentando anche una opposizione dura, vivendo sulla propria pelle un doloroso fallimento. Vogliamo leggere del profeta Geremia la prima pagina del suo libro, che è testo importante in cui il profeta stesso racconta la sua vocazione. Ma prima del racconto autobiografico troviamo una specie di titolo, cioè il redattore finale dell'Opera dei Profeti ha voluto mettere una specie di sintesi riassuntiva sul profeta e sulla sua opera. Parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino all'anno 11° di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel 5° mese di quell'anno. Geremia accompagna gli ultimi 20 anni del regno di Giuda e vive come coscienza critica il dramma della distruzione della città e della deportazione del popolo. A lui fu rivolta la parola del Signore ed egli fu personalmente un testimone della parola. Questa introduzione lo presenta come uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot. Ci dice quindi che Geremia apparteneva alla famiglia sacerdotale, ma non a quella che comandava nel Tempio di Gerusalemme, bensì ad una famiglia che era stata allontanata al tempo di Salomone. Noi potremmo parlare di sacerdoti scomunicati, non per motivi di fede o di morale, ma a causa di una scelta politica. L'antenato di Geremia si era schierato dalla parte di Adonia, un altro dei figli di Davide. Divenuto re Salomone, fece fuori tutti quelli che non lo avevano appoggiato. E così anche questa famiglia sacerdotale venne esiliata in un villaggio in periferia di Gerusalemme. Geremia vive circa 4 secoli dopo Salomone e comunque la sua famiglia continua a rimanere emarginata.
Tuttavia, egli ha avuto una formazione sacerdotale, cioè gli è stata trasmessa fin dall'infanzia quella tradizione tipica della famiglia sacerdotale, custode delle tradizioni di Mosè, portatrice degli insegnamenti levitici, quella che ha dato vita alla corrente teologico-narrativa che i moderni chiamano deuteronomista. Prima di leggere il primo capitolo, però, troviamo un altro brano che mi sembra particolarmente significativo, al capitolo 15. Fa parte delle cosiddette confessioni di Geremia. Il profeta, nel pieno della sua attività, ha scritto anche delle pagine di diario, noi potremmo dire, con linguaggio moderno, delle liriche in cui ha sfogato il proprio stato d'animo, autentiche preghiere con cui si rivolge al Signore lamentandosi, chiedendo spiegazioni. Il profeta ricorda la propria vocazione, l'inizio della propria missione nel momento della crisi. Questo è importante da ricordare e da sottolineare. È difficile che si racconti la propria vocazione quando tutto va bene, quando le cose procedono normalmente. Si fa memoria del passato, dell'inizio, quando si entra in crisi. Vale per la crisi di una famiglia, vale per la crisi di un prete, vale per la crisi del profeta. Nel momento in cui si accorge che quello che dice non è ascoltato e la sua parola addirittura produce degli effetti negativi. Così scrive il profeta: Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Rivendica per me la tua giustizia. Nella tua clemenza non lasciarmi perire. Sappi che io sopporto insulti per te. Si sta sfogando da amico ad amico. Ricorda al Signore che è per colpa sua che egli soffre. Viene insultato non perché è Geremia, ma perché è portatore della parola di Dio, perché dice delle cose scomode che i suoi contemporanei non amano, non vogliono accettare. E proprio partendo da questa situazione di insulto, il profeta ricorda: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Forse sarebbe stata preferibile un'altra traduzione, più letterale. Non le tue parole mi vennero incontro, ma le tue parole furono trovate. Che cosa significa? Quando le tue parole furono trovate, io le divorai con avidità. E dobbiamo richiamare la storia di quel periodo, perché al tempo del re Giosia, nell'anno 622, venne trovato il rotolo della legge nel Tempio di Gerusalemme. Dopo un lungo periodo di crisi e di abbandono della fede, il restauro del Tempio portò alla luce un antico rotolo, un documento dell'alleanza, che era dato per disperso e sconosciuto. La scoperta di quel rotolo portò alla riforma del re Giosia. Ci fu un momento di entusiasmo popolare. Quel testo venne letto, ricopiato, predicato, divulgato presso la gente.
quello che i moderni chiamano il movimento deuteronomista, riprese vita proprio in occasione in cui la parola di Dio fu ritrovata nel Tempio. Geremia in quegli anni era un bambino, però suo padre, Chelchia, i suoi parenti, sacerdoti, esiliati ad Anatot, ebbero un sussulto di entusiasmo con quella scoperta. Ne parlarono sicuramente e il bambino Geremia ascoltò quella predicazione antica eppure nuova, appena riscoperta. Pensate al fervore degli anni del concilio. Dopo il concilio ci fu una vivacità di iniziative, di attività, di predicazione entusiasmanti. Un bambino vissuto negli anni 60 ha respirato il clima del concilio, delle grandi riforme, dei cambiamenti. Geremia crebbe in quel clima, accolse quella parola con avidità. La tua parola, continua il profeta, fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio dell'universo. Ricorda di essersi nutrito con gioia e soddisfazione di quella parola, sentiva la presenza di Dio nella sua vita. È il ricordo di un adulto che pensa alla propria infanzia, un'infanzia religiosa, intensamente vissuta nella meditazione, nell'ascolto, con l'intenzione di dedicare la propria vita al Signore. Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. Continua a ricordare una giovinezza solitaria. Geremia deve essere stato un tipo timido, riservato, un po' chiuso, meditabondo. Non si trovava con la compagnia di gente scherzosa. Non ha partecipato a incontri dove si sedevano per divertirsi. Sedeva piuttosto solitario. È cresciuto in campagna, in un ambiente segnato dalla vita rurale legata al ciclo della natura e ha contemplato la potenza del Signore nella vita semplice, nella sua esperienza solitaria di giovane meditativo. Ed è lì, in quella condizione, che ha sentito la chiamata e ha risposto con entusiasmo. Ma dopo una decina d'anni di ministero è entrato in crisi e si accorge che quello che dice non serve, che la gente non lo accoglie, non lo capisce, non lo accetta. E nella preghiera intima rivolta al Signore chiede perché. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire. Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti. Proprio perché è amico del Signore si permette addirittura un insulto. Dire al Signore che è un torrente dalle acque incostanti significa dirgli che non è affidabile, che non meritava fiducia. Da amico Geremia gli dice: io mi sono fidato di te, ma ho fatto male. Ho riposto
malamente la mia fiducia, perché tu adesso mi abbandoni. Allora il Signore mi rispose: se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Questo è un rilancio della vocazione. Nel momento della crisi, Geremia non abbandona il ministero, ma sente presente e viva dentro di sé quella voce del Signore che lo conferma nella sua opera, nel suo impegno. È Geremia che deve tornare al Signore. Deve fidarsi anche se tutto sembra congiurare contro. Per poter diventare come la bocca di Dio, il profeta deve fidarsi totalmente del suo Signore. Ed è proprio in questo clima di crisi e di rinnovo della vocazione che il profeta racconta quello che gli era successo all'inizio. E allora possiamo leggere dal primo capitolo quel testo semplice e fondamentale in cui il profeta ha sintetizzato la sua esperienza originale. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Geremia fa esperienza nella propria vita della presenza del Dio creatore e salvatore. Sa di essere conosciuto prima di essere formato. Quel verbo formare è lo stesso che nella Genesi viene adoperato per indicare l'azione di Dio che plasma l'uomo polvere dalla terra. È l'azione del ceramista, formatore, plasmatore della creta. Geremia sperimenta nella propria vita la presenza del creatore, che conosce la persona prima che esista. Poi adopera il verbo uscire alla luce, che indica chiaramente il parto, e tuttavia richiama l'esperienza dell'Esodo di Israele che è uscito dalla schiavitù, dalle tenebre dell'Egitto. E il Dio creatore diventa anche colui che fa uscire, il Dio dell'Esodo, il Dio della salvezza. Geremia sperimenta nella propria esistenza la stessa opera del Dio creatore del mondo e redentore del suo popolo. Prima che Geremia esistesse, il Signore lo ha stabilito. Letteralmente, nell'originale ebraico c'è il verbo dare. Io ti ho dato come profeta delle nazioni. Geremia è un dono di Dio alle nazioni, non solo a Israele, a tutti i popoli. Il profeta appartiene al Signore da prima e lo ha formato e fatto uscire alla luce perché fosse un dono. Tu sei un dono per il mondo. Sei mia proprietà e io ho fatto di te un dono. Risposi: ahimè, Signore Dio. Ecco, io non so parlare perché sono giovane.
Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Il profeta ricorda di essere stato investito di autorità dal Signore. Le sue parole sono state messe sulla sua bocca e nonostante la sua giovane età e la sua umana debolezza, egli è costituito come una fortezza. Lo dice poco più avanti. Una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo. Nonostante la debolezza e la incapacità del giovane, Geremia viene costituito contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Il Signore gliel'aveva detto fin dall'inizio: ti faranno guerra, ma non ti vinceranno. Non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti. Nel momento della crisi più nera, Geremia scopre che il Signore è veramente con lui per salvarlo, non per evitargli i problemi, ma per renderlo capace di superare quella situazione dolorosa di rifiuto. Sono 6 i verbi che il profeta ha adoperato per caratterizzare la propria missione. 4 negativi e 2 positivi. Sradicare, demolire, distruggere, abbattere. Mi sembra di riconoscervi 2 immagini, una del contadino, l'altra del muratore. Geremia è come un contadino mandato a sradicare e abbattere un albero. Oppure è come un muratore mandato a demolire e distruggere un edificio vecchio. Non finisce lì però. La sua missione è anche positiva e gli altri 2 verbi riprendono le stesse 2 metafore. Edificare una casa nuova, piantare un albero nuovo. Viene abbattuto qualcosa di vecchio, ma viene piantato qualcosa di nuovo. C'è una vecchia Gerusalemme che sarà distrutta, ma c'è una nuova Gerusalemme che sarà ricostruita. Il profeta vive in prima persona il dramma della fine e del nuovo inizio. Con linguaggio cristiano potremmo dire della morte e della risurrezione. Per questo Geremia, con la sua vita, con la sua esperienza sofferta, è autentico profeta di Gesù Cristo, morto e risorto.